che cosa pensa lei di questa radiazione? Ne penso male. Penso che sia un'esagerazione. Gli ordini per richiamare i loro medici, quando sbagliano, hanno altre misure. Possono fare delle censure, possono fare dei ricorsi, possono sospendere. Ma la radiazione è un atto grave. In genere, nella storia degli ordini, si radiano i medici per omicidio. Trovo davvero sproporzionato. Credo che ci sia un'ansia, un'angoscia che andrebbe governata meglio. Lei è assolutamente d'accordo sulla vaccinazione, giusto? Sì, io sono d'accordo con la vaccinazione, tant'è che l'opposizione vaccini sì, vaccini no, la trovo sbagliata. Vaccini sì, vaccini in un certo modo. Un vaccino non è diverso da un farmaco, va gestito clinicamente, va illustrato al malato, al cittadino, va addirittura cogestito, possono dare degli effetti indesiderati, va informato. Oggi la gente rispetto ai vaccini è bombardata da contraddizioni, è bombardata da informazioni le più difformi. Noi non abbiamo un Ministero della Salute che sia stato capace di governare la disinformazione. Voi mettetevi nei panni di un genitore che ha un bambino, ne sente di tutti i colori. Io ho l'idea che ci sia un genitore irresponsabile che non vuole vaccinare suo figlio o che vuole attentare alla salute pubblica, a quest'idea non ci credo. Penso che il genitore oggi abbia un mestiere più difficile di ieri. Oggi il genitore è bombardato da tante cose. Dobbiamo dire come stanno le cose, non limitarci alla campagna di vaccinazione, perché sennò facciamo la fine del Fertility Day. Bisogna fare dei programmi di formazione, bisogna coinvolgere le scuole, bisogna coinvolgere i genitori. Io credo, l'ho scritto nel mio articolo, nell'obbligo morale. L'obbligo morale è avere il dovere di tutelare i propri figli. Ma prima parlavate di tifoseria. La prima tifoseria che io ho visto e che non ho apprezzato è stata la polemica politica di Renzi nei confronti di Grillo, per esempio. Fare polemica politica sui vaccini è sbagliato, come fare le campagne elettorali promettendo coperture a tutti è sbagliato, perché disorienta le persone, è sbagliato. Quindi personalmente sono in disaccordo proprio con l'approccio. La politica faccia la politica e non giochi con la pelle della gente, perché ci sono drammi dietro a queste persone. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che voglio dire... La vaccinazione è un atto politico perché non è solo la protezione di se stessi o chi accetta, ma è anche, come dicevo anche nell'intervista iniziale, un atto di solidarietà. Io sto dicendo un'altra cosa. Senta, io sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che alcune forze politiche hanno litigato davanti al Paese sui vaccini. Questo non va fatto. Questo non va fatto. Perché è disorientante. Secondo punto, tant'è che io non ho capito, per esempio, la rapidità di questo decreto, che secondo me è stato fatto con i piedi, troppo in fretta. Aveva bisogno di maggiore serenità, perché lo vogliamo tutti, ma fare le cose con serenità significa sbagliare di meno. Allora, la seconda cosa che voglio dire, che mi ha molto colpito, anche favorevolmente, voi sapete che il nostro paese è diventato il paese capofila per la vaccinazione nel mondo, per 5 anni. Io ne sono fiero perché è un riconoscimento alle nostre istituzioni. Però attenzione, perché se andiamo a vedere tutto il panorama dell'Europa, metà Europa non ha obbligazioni, un'altra metà ha pochi farmaci obbligatori. Se l'obiettivo è prendere il modello Italia ed esportarlo in tutta Europa, è evidente che dietro c'è una speculazione finanziaria grossissima. Questo lo dobbiamo dire. Allora, io non dico di no, però trasparenza, prudenza. Queste sono le cose che mi preoccupano. Questo è un decreto pieno di esagerazioni. Sono esagerate le sanzioni sui genitori, ma addirittura togliere la patria potestà. Ecco, infatti, entriamo in questo, sì. Entriamo in questa dinamica.
Perché mi sembra la più assurda in assoluto. No, è impossibile. È l'aspetto che riguarda l'interesse della collettività rispetto all'interesse Ma è del singolo. pericoloso, Beh, però, no, arrivare... ma Ma esiste. perché lei, per tutelare l'interesse della collettività, deve reprimere, per esempio, le potenzialità delle persone? Io faccio il sociologo e il filosofo di mestiere, ma lei si è chiesto perché è calata la copertura vaccinale? Perché c'è un Ed è aspetto calata del in tutta populismo anche Europa. della politica che in effetti Non ha è cavalcato la populismo. negatività, Allora ha faccia fare il tirato mio in ballo mestiere. le Mi negatività faccia dei fare il vaccini mio eccedenti. mestiere. No. Lei faccia il virologo, mi faccia fare il mio mestiere. Non è vero. Allora io Lei le sta dico dicendo che delle cose dietro a sbagliate. questo calo, dietro a questo calo, sa cosa c'è? La C'è, per mancanza di esempio, autorevolezza una delle multiculturalità istituzioni, i molto blog, forte. internet che hanno avuto la meglio perché non parlano o presuntamente parlano di rispetto degli interessi economici Ma lei, che si capisce, paventano. ma lei capisce che sta dicendo che un'intera popolazione Non è un'intera incosciente? popolazione, è una minoranza. Ma perché lei la capisce quota che di si vaccinati preclude la oltre comunque possibilità di parlare con la gente? Se lei li obbliga, lei si preclude delle possibilità. Ma lei lo sa che c'è un grande contenzioso legale anche sui vaccini? Lei lo sa che noi paghiamo un'enormità di... Allora noi dobbiamo Un'enormità di che coinvolgere cosa? la Ma società. i vaccini Questa è sono società una che non si parte fa assolutamente obbligare. irrilevante della spesa sanitaria. Tutto il piano nazionale vaccini Lasci vale perdere. 100 milioni di euro, che sono niente rispetto ai 110 miliardi. Ma lei della ammette sanità. che c'è un contenzioso legale? Ma quale contenzioso Lei ammette legale? che C'è un un contenzioso giusto legale? riconoscimento di alcuni eventi avversi che il singolo cittadino, per fare il bene della collettività, ha subito. Allora, lei ha già detto una cosa importante, che esistono gli eventi avversi. Assolutamente sì, e ma che sugli sono eventi bassissimi. avversi ci sono dei risarcimenti. Ma in qualsiasi Senta, farmaco noi che stiamo usiamo, in litigando e la qualsiasi pensiamo- intervento chirurgico ci sono dei possibili eventi avversi. In questo caso Allora, noi abbiamo una situazione la cosa- italiana diversa dal resto del mondo. Vaccini universalmente Allora, disponibili, scusi, altre la nazioni cosa sono sulla ipocrite, quale non ce io le danno non a tutti. concordo, la cosa sulla quale non concordo è questa visione, come dire, coercitiva. Io penso che non sia efficace. Io voglio raggiungere il suo obiettivo. Io voglio alzare la copertura vaccinale, mica la voglio abbassare. Non credo che i sistemi indicati nel decreto siano efficaci. Io credo che ci sarà una crescita di contenzioso legale, credo che ci sarà una crescita del disagio, accompagnare credo le che ci persone saranno a delle capire. ingiustizie. Allora io non le dico sì, no, ha visto, io ho esordito dicendo l'opposizione sì, no è sbagliata. Dico, esiste un'altra strada? Secondo me sì. Dobbiamo investire sulle persone, non obbligarle. Ma si rende conto che questo Allora, decreto ha ragione. ha trasformato un vaccino in un trattamento sanitario obbligatorio? Ma Lo si era rende già conto? ed è previsto sempre per l'ottica allora io della penso protezione che- della comunità.